Andiamo rapidamente al nostro telespettatore, che poi se riusciamo a far passare un'altra telefonata. Prego, avvocato. Sì, Cosa può fare? Sì, bisogna stare molto attenti, a quello che si fa. Il telespettatore diceva: faccio l'azione contro la banca e passo dalla padella alla brace. Allora, questo può avvenire se il singolo azionista va ad intentare un'azione civile, quindi l'azionista tizio contro la banca. In quel caso lì, se poi la causa viene persa, l'azionista tizio viene condannato, intanto non vede i soldi e poi viene anche condannato a pagare le spese legali della banca. Quindi in sostanza magari l'azionista parlava di 100.000 euro, non recupera i 100.000 euro e magari ne deve pagare anche 7, 8, 10.000 che sono le spese legali della banca. Quindi da soli quello è assolutamente da evitare. Da soli non andate, a meno che naturalmente non abbiate grossi patrimoni e quindi insomma possiate magari permettervi migliori avvocati, ecco, ma in linea di massima il singolo azionista non è bene che vada da solo. Andando a fare le azioni collettive che noi del Movimento Difesa del Cittadino stiamo facendo in Friuli, in Veneto e in Toscana, non c'è il rischio di passare dalla padella alla brace, perché facendo appunto l'azione nel processo penale, anche se poi non si dovessero recuperare, come noi speriamo non avvenga, non si dovessero recuperare i soldi, non c'è la condanna alle spese legali dell'altra parte, perché questo nel processo penale non c'è, e non si devono sostenere spese importanti per far partire tutto, perché appunto noi le convenzioni che abbiamo prevedono appunto un modesto fondo spese, parliamo veramente di 2-3 centinaia di qualche centinaia di euro, insomma, ecco, e poi appunto una percentuale per lo studio legale che recupera i soldi appunto sul recuperato. E quindi ecco, insomma, mi sentirei di dire questo. Bisogna appunto affidarsi ad associazioni che sanno fare quello che fanno, perché appunto, come diceva l'azionista, se ne sono formate moltissime e quindi insomma, ecco, sì, stare attenti a chi ci si rivolge, come in tutto poi naturalmente. Buongiorno, sono Antonello, azionista di Veneto Banca. Per altri soldi investiti in conto deposito ci sono problemi? Grazie, Veneto Banca. No, in linea di massima no, ci potrebbero essere problemi se alla Veneto Banca venisse applicata la normativa del bail-in e quindi appunto se la banca andasse in fase di risoluzione. Ecco, perché se venisse applicata? Perché abbiamo sempre detto 2016 parte il bail-in invece... Allora, il bail-in è a tutti gli effetti partito ed è legge in Italia. È stato applicato alle 4 banche, Truria, Carichieti, Cariferrara e Banca Marche, e quando appunto alla banca viene applicato il bail-in, a pagare il conto, diciamo, sono anche i correntisti che hanno conti correnti per più di 100.000 euro. Però prima gli azionisti, obbligazionisti, sì, poi i correntisti. Esatto, sì, esatto. Quelli sono i soggetti a cui viene fatto pagare il conto, anche i correntisti, e appunto viene trattenuta una percentuale sulle somme eccedenti i 100.000 euro in deposito proprio. Ok, però cioè, non è stata colpita dal bail-in in Veneto Banca? No, né Veneto Banca né Banca Popolare di Vicenza sono state colpite dal bail-in. Avrebbero potuto essere colpite dal bail-in se alle assemblee non fossero passati i sì. Quindi se passava anche un no alle 3 domande. Alle quali domande sono state? Le domande erano appunto trasformazione delle 2 banche in società per azioni, aumento di capitale e quotazione in borsa. Se non passavano 3 sì, sono state inviate anche lettere proprio dalla BCE, e noi anche quando eravamo in Veneto Banca, appunto prima dell'assemblea, abbiamo poi avuto una conferenza proprio con i funzionari di BCE proprio per quello. Il ricatto che è stato fatto appunto da BCE era proprio quello: se non passano 3 sì, vi commissariamo, e c'è la peggiore dei depositi è il bail-in. Sì, quello purtroppo è il ricatto dell'Unione Europea. Ecco, un'ultima battuta, sì. Adesso insomma non apro questo discorso perché sarebbe molto lungo, sarebbe appunto da interrogarsi se effettivamente questi ricatti, queste norme europee che appunto adesso sono applicate hanno un senso, perché se noi andiamo a vedere qual è lo stato delle 2 banche, vediamo che non è assolutamente migliorato, anzi è molto peggiorato. Lei pensi che Popolare di Vicenza in meno di un anno ha perso 9 miliardi di deposito, cioè c'erano circa 30 miliardi di soldi depositati del mercato, adesso ce ne sono circa 21, quindi anche questa austerità, tutte queste misure estremamente stringenti che vengono appunto imposte dall'Europa, bisogna capire se effettivamente poi... Siamo in chiusura, è obbligatorio aderire all'aumento di capitale, chiedevo al telespettatore? Assolutamente no, non è assolutamente obbligatorio, è l'azionista che decide se aderire o meno. Ecco, quindi allo stato attuale voi continuate nella vostra azione che avete intrapreso, c'è la possibilità ancora eventualmente di unirsi per coloro che decidessero di
provare a cimentarsi in questa situazione, piuttosto che perso per perso, insomma, vale la pena provare. Esatto, perso per perso, vale la pena di provare. Noi appunto come Movimento Difesa del Cittadino stiamo facendo queste azioni collettive in queste 3 regioni, Toscana, Friuli e Veneto. Invitiamo appunto gli azionisti che hanno perso i loro soldi ad aderire appunto alle nostre azioni collettive, e in tal modo poi appunto quello che noi cerchiamo di ottenere appunto è la restituzione e il risarcimento del danno, insomma, ecco. Allora, grazie Presidente di essere stato qui con noi, Grazie a voi telespettatori di aver partecipato. Cercheremo a questo punto, sollecitando le associazioni di consumatori, qui sono stati gentilissimi a intervenire prontamente quando abbiamo chiamati a partecipare, a tenervi aggiornati su quello che sta succedendo, o comunque a darvi delle informazioni che sono importantissime, perché effettivamente, come più volte abbiamo affrontato anche con addetti ai lavori, il sistema bancario è molto molto complicato e fa paura ai cittadini. Poi uno pensa che la banca sia il luogo di rifugio dei propri rifaticati sudati risparmi, per lo più se una persona è onesta, e invece si scopre che così non è. E allora, ai noi. Grazie ancora, arrivederci, buon proseguimento.